Un novantenne austriaco si è sentito male e ha perso la vita stamane sulla spiaggia di Porto Santa Margherita a Caorle, lungo il tratto di Arenil nella zona di Piazzale Portesin. Quando è scattato l'allarme era in acqua. I primi a intervenire sono stati i bagnini che l'hanno portato a riva per praticargli le manovre di rianimazione, poi proseguite con l'ausilio del personale del punto di primo soccorso di Caorle, mentre si alzava anche l'elicottero del 118 di Treviso. Ma nonostante i tentativi di salvarlo non c'è stato nulla da fare. Attimi di paura a Chioggia invece, dove una ragazza ha rischiato di annegare. Tratta in salvo, ha dovuto attendere però oltre mezz'ora l'arrivo dei soccorsi, ostacolati dalle auto parcheggiate lungo la stradina che costeggia il Brenta e porta allo stabilimento Alba Chiara, situazione di cui il sindaco è al corrente. Gente che è incurante ovviamente delle regole del codice della strada, benché ci fossero anche dei parcheggi liberi. Questo spesso purtroppo accade anche nei fine settimana, specialmente nei fine settimana. Comunque abbiamo già mandato alla polizia locale di intervenire anche a Isola Verde, non solo a Sottomarina o a Chioggia, perché anche Isola Verde è un nostro litorale che è di competenza del comune di Chioggia, quindi massima attenzione, e sicuramente sono andati e hanno fatto moltissime contravvenzioni. Ma per far fronte agli interventi di soccorso estivi, il comune, l'ULSS e il villaggio Isamar hanno sottoscritto un importante accordo che sarà effettivo dal 1° luglio. Dal villaggio Isamar partirà l'ambulanza del 118 in caso di chiamata, quindi i tempi di intervento saranno sicuramente ridotti a pochissimi minuti, e quindi l'ambulanza non partirà più dal pronto soccorso di Chioggia, ma partirà direttamente da Isola Verde, quindi avremo una massima copertura degli interventi. Ma l'ambulanza non sarà l'unico servizio. Ci sarà anche un ambulatorio gestito dall'ASL con orario 15-19 all'interno proprio dell'ambulatorio del villaggio Isamar, che potrà essere ovviamente utilizzato anche dai residenti, dai turisti che non vivono all'interno del villaggio turistico, ma anche a Isola Verde. Quindi sarà un vero e proprio ambulatorio gestito da un medico dell'ASL.